Salve a tutti, oggi siamo con Laura Remondi di un'azienda che si chiama Tutti Frutti e che sta sì, vabbè, me l'hai detto adesso, ma me lo sono già Tornate dimenticato. D'Adda. Tornate D'Adda, che sta nell'ambito della provincia di Monza e Brianza, praticamente diciamo un territorio che è storico rispetto anche appunto alla storia dell'agricoltura lombarda, no? Io mi ricordo nel passato di aver fatto una ricerca storica e che la Brianza era completamente era una foresta di gelsi, no? Ecco, quando c'era il baco da seta, che era un'attività fondamentale per l'economia della Lombardia, del nord Italia, ma in generale anche di tutta Italia. Poi dopo questi gelsi sono in buona misura stati tagliati, no? Credo che ne siano rimasti ben pochi, però insomma ecco, è giusto per ricordare, no? Visto che parliamo di piccoli di frutti, cioè quindi il gelso in sé è anche un frutto che ha una storia importante, diciamo, per il territorio della Brianza, ma per tutta la fascia, diciamo, prealpina, no? Che va dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, per intenderci, perché c'è stato un periodo, insomma, fino al 1700-1800 che era una specie di foresta di gelsi, perché i filatoi e tutto il resto, la seta era per l'Italia diciamo, è stata fatta forse la prima rivoluzione industriale vera in Italia, insomma, no? Poi con le forme. Però adesso, scusa, io ho fatto questo inciso, ma mi è venuto perché ci ho passato tanto tempo su studiare questa questione, tanti anni fa. Allora, dunque, ecco, raccontaci un po' invece la tua azienda, com'è nata, che tipo di prodotti fa e come, diciamo, voi avete approcciato, diciamo, anche tutta la parte di coltivazione, cioè nel senso quindi anche che tipo di metodologie, che tipo di idea di agricoltura voi avete. Prego. Sì, qualche gesso l'abbiamo ancora, infatti, nel nostro terreno, Ok. con cui facciamo un prodotto molto buono. Allora, buongiorno a tutti. Io sono qui a rappresentare Tutti i Frutti, che è l'azienda agricola che si trova qui appunto in Brianza. Adesso sta arrivando il mio compagno, che è il titolare dell'azienda e che spiegherà un pochino come è nata la storia, perché questo è il suo territorio, è la sua zona di origine e è iniziato tutto da un terreno che gli era stato lasciato dal papà e quindi è nato tutto da lì. Adesso ve lo presento, si chiama Marino, eccolo qui. Ciao Marino. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui che aspettiamo che tu ci racconti la storia di Tutti i Frutti, come è nata, e diciamo che tipo di produzioni fate, come le fate, nel senso che idea di agricoltura voi avete che sta dietro alla vostra azienda. Ecco. Nacque tutto dall'incontro, un po' dalla mia idea che volevo fare qualcosa in quel terreno che era praticamente abbandonato e lavorato parzialmente in maniera intensiva. Poi c'era una fascia di bosco che continuava ad avanzare, per cui si avvicinava al casottello, qui li chiamiamo così, e quei cascinottini tipici dei paesi. E quindi c'è stato un lavoro di pulizia, di ripristino delle aree come erano quando veniva lavorato dal contadino e praticamente l'idea di mettere delle piante autoctone era per due motivi, mi è venuta. Il primo motivo è perché non avevo intenzione di usare troppi prodotti, anzi avevo proprio l'idea di non usarne. E quindi le piante autoctone per loro natura, forse per loro genesi sostanzialmente, sono più resistenti e quindi
Quindi di che piante parliamo? Raccontaci, cioè, nel Parliamo senso che, e come hai fatto a identificare, cioè dove le hai trovate queste piante autoctone? Perché questo poi è un po' un colpo di fortuna, come spesso avviene, quando hai un'idea poi incontri le persone che in qualche modo ti possono aiutare, questo un po'. E ho incontrato Luigi Rossignoli, è un signore che quest'anno ne ha 90, l'ho incontrato 7 anni fa circa, quindi ai tempi che avevo quest'idea, perché avevo più tempo, ero più libero dal lavoro. E Luigi Rossignoli sono una cinquantina d'anni che recupera questo tipo di piante, che sostanzialmente sono le piante che c'erano naturalmente vicino a queste costruzioni che servivano per mettere gli attrezzi nei terreni, e di solito i contadini avevano un melo piuttosto che l'uva, una pianta di fichi, e sono piante che c'erano naturalmente in questi da secoli. E questo signore, proprio per amore della biodiversità, sostanzialmente le aveva negli anni recuperate, riprodotte, e quindi me le ha vendute. Le abbiamo, col suo aiuto, perché io non avevo grande esperienza anche per la piantumazione, il trasporto e quant'altro, con la sua presenza costante e a volte assillante, abbiamo messo queste circa sono 200, una 72 meli, che sono su 72 piante, ci sono circa 50 qualità diverse. Quindi sono mele piccoline, grandi, rosse, gialle, e con sapori, ognuno c'ha un po' il suo, qualcuno più aspro, qualcuno più dolcino, qualcuno più... E poi ci sono le pere sono una cinquantina, con un 30-35 specie diverse. Poi ci sono i pruni, le pesche e le albicocche. E poi abbiamo messo piante strane, sempre che Amelanchier piuttosto che Euvenia dulcis, tutte piante che un po', quindi c'è una bella diversità in questo terreno ed è molto bello. I frutti, come dire, rappresentano, hanno delle caratteristiche che è difficile riscontrare poi perché la produzione industriale, che ovviamente nel dopoguerra soprattutto ha preso piede, è andata selezionando le qualità che per loro caratteristiche hanno una resa maggiore, sono più facili, hanno un aspetto più regolare e bello, e quindi invece noi abbiamo che all'aspetto non sono magari apprezzabilissime, però hanno un valore intrinseco che è quello della diversità. Certo. Ecco, senti, voi quindi mi sembra di capire che tu, Marino e Laura, avete un background diverso dall'agricoltura, cioè nel senso che ci siete arrivati, ecco, però non era questo il campo su cui voi avete fatto buona parte della vostra vita, o mi sbaglio? No, assolutamente. Io ho fatto il commerciante e parzialmente lo faccio un po' ancora, secondando un po' i figli, però con poche ore al giorno, quindi mi rimane molto spazio per fare questa nuova attività, per seguirla, perché è molto interessante a mio modo di vedere, e ha delle finalità, come dire, che hanno un aspetto anche etico, se vogliamo, perché credo che in futuro abbia un valore anche questo esempio, che non è isolato, perché siamo vicini a il terreno, il nostro confina con un'altra aziendina che è nata più o meno negli stessi anni, che si occupa anche quella di agricoltura, in maniera, porta i ragazzini, insegna e quant'altro. Quindi si sta creando un piccolo distretto che ovviamente non occupa gran parte dei terreni che sono nella zona, però, come dire, è qualcosa di virtuoso a mio modo di vedere, e quindi per l'aspetto proprio del recupero della biodiversità, quindi un aspetto di sostenibilità,
che va dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità sociale, perché lavoriamo con sistemi non troppo invasivi, quindi c'è un piccolo trattorino, ma tante operazioni si fanno manualmente, ovviamente. E poi c'è anche l'aspetto che pian pianino vorremmo recuperare un discorso economico di pareggio, quantomeno, che stiamo pian pianino raggiungendo. Ecco, questo è un obiettivo che è indispensabile per fare in modo che ci sia un prosieguo, perché e quindi questo mi sembra molto molto carino. Ecco, io sono soddisfatto, a volte un po' stanco perché gli anni non sono più quelli verdi, però è bello, una cosa nuova, interessante Ecco, e bella. Laura invece, che tipo di Anche per me storia di vita è alle spalle? il salto è stato l'anno scorso. Io sono biologa, ho lavorato per 30 anni in un laboratorio di microbiologia e ho fatto questa scelta di lasciare i batteri e sono venuta qui. E qui l'ambiente e il tipo di lavoro è completamente diverso, però ci sono degli ambiti in cui io riesco ad applicare quelle che sono le competenze che ho acquisito negli anni passati. Quindi insomma adesso, siccome ci occupiamo anche di piante officinali e di oli essenziali, di cui magari parleremo ampiamente dopo, mi sono dedicata al mondo degli oli essenziali come un prodotto che ha un potere terapeutico importante, e quindi c'è anche questo filone oltre a quello dei nostri prodotti come marmellate, c'è anche questa parte sugli oli essenziali, perché li facciamo noi, le piante vengono coltivate nel terreno nostro, li facciamo noi, sono purissimi, e quindi si apre tutto un discorso di divulgazione scientifica che mi piace tantissimo, e insomma con l'obiettivo di far conoscere questo mondo a più persone possibili. Quindi sono finita qua e sono molto contenta anch'io. Vi vedo che con sprizzate, diciamo, come dire, contentezza che di questi periodi non è molto, no, non si trova. Bisogna evidentemente fare una scelta di vita apposta per poter poi stare bene. Ecco, voi siete la dimostrazione di questo. Assolutamente, ecco. sì. Quindi voi avete questa specie di banca del germoplasma dei frutti, no, perché in sostanza con queste parlavi di, non so, adesso non mi ricordo più i numeri, però insomma le mele sono tutte variegate, lo stesso le pere, le albicocche, eccetera. Quindi in realtà voi state facendo un lavoro, come dire, oltre che ovviamente un'attività economica, dico, però è anche un lavoro, come dire, di preservare delle varietà che altrimenti si perderebbero. Dopodiché qui sarebbe interessante, per esempio, anche ai fini proprio di divulgare, di diffondere, diciamo, queste varietà, no, avere anche dei rapporti con chi magari è in grado adesso io non so in Lombardia come funziona, però in altre regioni ci sono delle strutture che lavorano proprio sulla preservazione, a parte il CNR e altre strutture di questo genere, che lavorano proprio sulla ricerca per preservare, no, queste varietà che altrimenti, appunto, come tu dicevi, visto che l'industria, l'agricoltura intensiva, industriale è andata su alcune varietà, magari spesso poi sono pure degli ibridi, delle cose messe insieme, no? Ecco, cioè che non hanno nulla a che vedere con quella che sono appunto le varietà autoctone che in Italia poi sono ricchissime, no? Da un punto di vista, perché ogni territorio ha le sue, no? Perché abbiamo un'agricoltura tendenzialmente verticale, no? Che quindi si adatta poi diciamo, le piante si adattano a seconda delle condizioni che hanno trovato nei secoli, insomma, no? Per cui no, adesso voi state in Brianza che voglio dire è relativamente una zona anche collinare, però voglio dire noi l'agricoltura italiana pianure ce ne abbiamo poche, insomma, no? Ecco, quindi è tutta verticale, nel senso che
tu passi, io per esempio sto lavorando su un territorio che si chiama il Cilento, dove si passa da 0 metri, livello del mare, da Palinuro, a 1990 metri del Monte Cervati in 15 chilometri, diciamo, di strada, ecco, quindi voglio dire, neanche in linea d'aria, no? Per cui tu capisci che ogni situazione diventa diversa. Ora, scusate la parentesi, però era anche perché, appunto, credo che state facendo un lavoro molto importante anche in questo senso, no? Cioè, oltre che il fatto che avete un'attività economica, ecco. Per l'attività economica vorrei capire, appunto, quindi voi avete questi frutti e poi li trasformate, cioè fate delle marmellate e fate anche degli altri prodotti? E che tipo di marmellate? Cioè come le preparate queste marmellate? Sì. Prego. Dunque, anche qui non c'era un piano preciso all'origine, diciamo che è seguito. Nel momento in cui le piante hanno attecchito, e hanno attecchito in grande numero, perché ho perso un 1-2% delle piante e quindi è andata molto bene. Dopo un paio d'anni hanno iniziato ad arrivare i frutti e noi io non ho una rete di distribuzione, per cui, e quindi era un problema, non puoi mangiare, nonostante abbia parecchi figli e nipoti però, e amici, però diciamo che si rischiava di sprecare la maggior parte del raccolto. E da lì quindi un ulteriore passo è stato quello di comprare dei macchinari, quindi siamo andati a vedere alla Durf, piuttosto alle aziende che le producono, di fare una linea di produzione per le marmellate e di infustamento, facendolo in condizioni igieniche accettabili, anzi ottime. E quindi abbiamo messo una linea di produzione che comprende un paio di macchine per il lavaggio e la preparazione, 4-5 macchinette per l'ulteriore passaggio di sminuzzamento, poi un pentolone e quindi e poi una macchina che infusta praticamente in assenza di contatto, per cui direttamente dal tubo passa all'infustatore e alla macchina che chiude. Poi mettiamo le etichette e facciamo un prodotto. Le ricette sono praticamente circa l'80% di frutta e intorno al 20% di zucchero biologico di canna che compriamo da un'azienda di Padova che vende solo prodotti biologici. Poi aggiungiamo un po' di limone per regolare pH e valutiamo la percentuale di zuccheri che sono composti da questo che noi abbiamo aggiunto e dallo zucchero del frutto, e quindi abbiamo i nostri parametri entro i quali riusciamo a garantire una conservazione di 1 anno, 2 anni, quindi ci ha aperto la possibilità in questo periodo di commercializzare. Sono prodotti che hanno dei sapori che vengono originariamente da questa varietà di frutti, quindi difficilmente ripetibili nel tempo, perché per esempio le mele a volte è un mix con alcune mele più di altre, però sono molto... Quindi diciamo voi non avete non avete il prodotto, come si dice, standardizzato, avete un prodotto che è variabile rispetto a quello che c'è, diciamo, quello che arriva, esattamente, sì, è proprio così. Okay. E riusciamo in questo modo ad avere un prodotto che praticamente è completamente naturale. Credo di riuscire a conservare le proprietà organolettiche che sono notevoli. Proprio in questa varietà c'è la possibilità di avere un'alimentazione che non è standardizzata, non è omogeneizzata. Credo però, anzi sono certo che per noi sia meglio una cosa di questo genere, certo, proprio perché per la salute, anche per l'alimentazione. Adesso non è che sia fondamentale la marmellata in sé nel mix alimentativo di una persona, però anche il prodotto buono in sé per la colazione piuttosto che per i bambini credo sia una cosa buona, ecco.
Laura, ti volevo chiedere se tu eri intervenuta, diciamo, rispetto appunto alle ricette, perché con la tua esperienza anche di laboratorio. No, diciamo che la parte che riguarda le marmellate è più Marino che... Marino, ok. Sì, perché si va proprio, come diceva lui, per un po' per tentativi, ma sarà più buona col limone, mettiamo di più di una cosa piuttosto che di un'altra, si fa proprio una prova così tra di noi, pur mantenendo le caratteristiche, i parametri che devono essere rispettati, il pH deve rimanere al di sotto di un certo valore, si usa il refrattometro per misurare la quantità di zucchero presente nel prodotto e quindi insomma, ci sono dei parametri fissi, però poi al di là di quello si va un po' a gusto personale, no? Comunque io gliele faccio sempre assaggiare. Sì. Ecco, io volevo chiedervi, poi dopo parliamo anche delle erbe officinali. Ecco, volevo capire se per esempio voi avete pensato di fare, perché ho sentito in passato degli agricoltori che lavorano anche sulle consociazioni tra gli alberi da frutta in particolare e le erbe officinali, nel senso che ci sono delle erbe che si sposano bene, che ne so, col melo piuttosto che col pero, per una serie di motivi relativi al tipo di lavoro che fanno le radici poi nel terreno, no? Ecco. Se avete fatto un ragionamento anche su questo, e poi vorrei che Laura ci parlasse comunque di quello che sta facendo con le erbe officinali, ecco, quindi poi degli oli e tutto il resto. Prego. Confesso la mia ignoranza sotto questo aspetto, che però cerco in qualche modo di farmi aiutare sempre da questo signore che mi ha venduto le piante. Lui queste cose, è meglio che metti questa pianta vicino perché c'è un discorso di sinergia, perché esatto. di queste cose. No, non credo vengano da uno studio, come dire, classico, accademico, ma dall'esperienza, perché gli anni di lavoro sono tanti ed è prezioso questo contributo che mi ha dato proprio per... In effetti non so se attribuire completamente a questo tipo di scelte, però il fatto che le piante siano attecchite ed abbiano prodotto in questa percentuale così alta, credo che sia, come dire, ci sia una risposta implicita in questo discorso, perché altrimenti comunque è molto interessante e articolato il discorso, richiederebbe un impegno di studio di molte ore, perché poi ci sono, come accennava lei, discorso anche dei funghi che nascono sotto, che in qualche modo aiutano le piante, quindi c'è tutto la natura. No, c'è tutto un mondo, voglio dire. Un mondo, bravo, sì, è proprio un mondo che noi sfioriamo, siamo affascinati, ma che in qualche modo non comprendiamo completamente, almeno per quanto mi riguarda. Ogni volta è una scoperta, ecco. Vabbè, sì, è un percorso di apprendimento, no? Nel senso che un po' come tutto il resto nella vita, poi uno impara e poi approfondisce, poi ti viene la passione, allora dopo sei disposto anche magari a passare delle ore a studiare perché vuoi capire com'è che funziona il meccanismo, capito? Voglio dire. Ecco, a questo proposito, appunto, Laura, raccontaci un po' di quello che stai facendo con queste piante officinali, su quali piante stai lavorando, che tipo di prodotti fai? Sono state messe a dimora 2000 piante di lavanda. Ritornando al discorso che avevi fatto tu appena poco fa sulla sinergia che ci può essere tra le piante da frutto e le piante officinali, non ci abbiamo studiato, come ha detto Marino, però diciamo nel pratico abbiamo visto che mettere a dimora tutte queste piante facendo dei gran filari di lavanda alternati ai filari di piante da frutto, le piante stanno tutte benissimo. Quindi no, appunto, perché ti dico, questo è...
estetico. C'è una logica, capito? C'è una logica in questo, no? Poi magari voi non l'avete ancora, come dire, identificata precisamente, però non la padroneggiamo completamente, però la percepiamo. State facendo una cosa giusta, ecco, questo voglio dire, perché se i risultati sono positivi, vuol dire che state facendo bene. Le faccio un esempio, ti faccio un esempio per dire che le api da noi sono numerosissime sulla lavanda quando va in fiore, quindi favorisce l'impollinazione anche delle piante da frutto. C'è un lavoro di collaborazione nella natura. Voi un po' di arnie ce l'avete? Sì, ce ne sono 10 lì, che però non sono mie. Un conoscente apicoltore mi ha chiesto la possibilità di metterle. Questo mi sembra importantissimo, anche perché io penso sempre che l'ape sia la misura di base del fatto che uno sta facendo le cose con criterio, nel senso che se ci sono le api, se possono vivere le api, vuol dire che l'azienda diciamo, l'attività che stai facendo è più che sostenibile, no? Perché, e d'altra parte, senza api, tu con quelle piante da frutto non potresti, dovresti impollinarle i fiori a mano, ecco, insomma, no? Per essere chiari, per cui le api sono fondamentali, cioè, quindi il fatto delle officinali certamente sono delle piante che danno un sacco di nutrimento alle api, quindi sono felici di esserci, ecco, questo voglio dire. No? Comunque, Laura, raccontaci un po' ancora, dai, su quello che stai facendo. Infatti abbiamo notato che, appunto, poiché la lavanda attrae gli insetti impollinatori, abbiamo notato che questa sinergia con le piante da frutto ha dato vita ad un ambiente fertilissimo dal punto di vista agricolo, ma veramente pieno anche di insetti. Ci sono insetti, ci sono i lombrichi, ci sono le api, le farfalle. Nel terreno a fianco che fa a fianco, insomma, le libellule, quindi insomma abbiamo dato vita a un microcosmo, non so come dire, che è molto molto fertile, insomma. Di questo siamo contenti. Scusa, ti interrompo, sono venuti anche una coppia di germani reali a fare i cucciolini nel nord, perché abbiamo una pozza di acqua. Gli aironi, abbiamo gli aironi. Arriva l'airone cenerino che sembra che arriva potreste diventare anche un po' una specie di fattoria didattica, perché quando far venire qualche scuola a vedere appunto gli insetti, gli aironi, i germani reali e ovviamente le piante da frutta anche, perché poi appunto avendo questa varietà di ecotipi, diciamo, no? Voglio dire, può essere anche interessante spiegare che appunto non esiste solo una mela, ma ce ne sono tante varietà, come non esiste solo una pera, no? Cioè ci sono tante varietà, e che questo è importante, no? Anche appunto rispetto a tutto il tema della biodiversità, no? E quindi diventa un aspetto anche pedagogico importante credo. No, lo dico soltanto come suggerimento, perché mi state descrivendo una specie di piccolo paradiso terrestre. Esatto, quindi è impressionante come la natura si riprende degli spazi se glielo lasci fare. Se glielo lasci fare. Vediamo intorno, se glielo lasci fare, semplicemente, perché vediamo intorno degli appezzamenti di ettari e ettari, dove se tu vai con la vanga non c'è un lombrico, non c'è una... E lì da noi devi stare attento, anche semplicemente le formichine tirano su, cioè di tutto c'è, e c'è anche un equilibrio, nel senso che non è che ci vai e ti torturano, ti mangiano. Per esempio, vicino all'acqua io pensavo, chissà, con le zanzare non si riuscirà a vivere. In realtà si genera fra ranocchietti, girini, libellule, api e quant'altro, si genera uno spazio che poi stai lì seduto e ti muovi. La zanzara esiste anche lei, però no, poi ci sarà pure qualche pipistrello magari che si mangia di notte, insomma. Sì, e di notte girano i pipistrelli, pure i leprotti ci sono. Adesso lì mi preoccupavo un po' perché ti mangiano la corteccia. Anche un tasso, in realtà no. È venuto anche un tasso. Un tasso è passato.
Dunque, Quindi rispetto a tu quello c'hai che... le lavande e poi c'hai altre piante? Abbiamo rosmarino, menta e alloro, che sono le 4 piante Perfetto. che vengono coltivate e che poi vengono Distillate. recuperate nel momento, si chiama periodo balsamico, che è il momento dell'anno in cui la pianta produce la maggior quantità di olio essenziale. Abbiamo un estrattore di 250 litri e quindi con quello facciamo una distillazione delle piante officinali. Il tipo di distillazione è in corrente di vapore, cioè c'è una fonte di calore sulla base che fa bollire acqua che sta al di sotto delle piante del materiale vegetale. Il vapore che si genera dalla fonte di calore passa attraverso il materiale vegetale, permette l'apertura dei tricomi ghiandolari, che sono la parte della pianta che contiene l'olio essenziale. Si chiama corrente di vapore proprio perché trascina con sé l'olio essenziale. L'olio essenziale viene fatto passare attraverso un condensatore con una camicia che raffredda, e quindi il vapore si ricondensa e torna ad essere liquido, producendo prima acqua aromatica o idrolato, cioè un'acqua profumata, e poi l'olio essenziale che si stratifica sopra l'acqua aromatica, perché è un olio. Quindi abbiamo 2 fasi, una idrofila e una lipofila. L'idrofila è l'acqua aromatica, la lipofila si separa da quella idrofila e si recupera così l'olio essenziale, che poi viene imbottigliato. Questo è il prodotto, e così facciamo 4 tipi di oli essenziali e di acque aromatiche: quello di alloro, quello di lavanda, quello di rosmarino e quello di menta. Sono puri al 100%, e questo lo dico perché in commercio è molto facile trovare oli essenziali che sono adulterati, e cioè ci sono tanti tipi di adulterazioni, possono essere diluiti con un olio vettore e il consumatore finale questo non lo sa, oppure si può sostituire una pianta con un'altra, oppure aggiungendo delle essenze industriali. Vengono diluiti con degli oli naturali oppure con degli oli che derivano dal petrolio, per intenderci? Però no, magari con un olio vettore potrebbe essere banalmente l'olio di oliva, Okay. l'olio di Di mandorla, insomma. mandorla o di Però vinacciolo. non è puro, io non Certo. lo comprerei, ecco. Oppure vengono aggiunte delle essenze industriali, quindi fatte in laboratorio, chimiche, sostanze chimiche che non hanno Di niente a che sintesi. vedere con la natura. Sì, Quindi il sostanze di vostro è un sintesi. prodotto totalmente naturale che deriva appunto da quel processo che tu hai descritto, cioè i vostri 2, perché appunto sono anche le acque aromatiche. Le acque aromatiche, sì. Esatto, che però voi non fate nessun tipo di aggiunta, di niente, di nulla, insomma, no? No, infatti volevo dire prima che la nostra è, oltre ad essere una sostenibilità ambientale, come dice spesso Marino, è anche sociale, proprio perché ci piace che divulgare quelle che sono le cose che noi abbiamo acquisito. Quindi abbiamo provato ad avere qua bambini scolaresche che vengono l'avete fatto, a ecco, appunto, perché pasticciare in immaginavo laboratorio. che l'avreste Sì, fatto, ecco, perché appunto. piuttosto che eventi al nostro terreno dove la gente proprio raccoglie il frutto, se lo mangia, si parla di biodiversità, si fa vedere tutto quello che ci stiamo raccontando, lo raccontiamo già facendo degli eventi. Quindi voi siete anche un'azienda aperta al territorio, ecco, questo è importante. Assolutamente, sì. Facciamo tanti eventi anche sugli oli essenziali. Quando è il momento della distillazione, che è più facilmente d'estate, facciamo degli eventi dove le persone vengono a vedere proprio in diretta come avviene la distillazione, magari bello. provano anche, quindi è molto bello vedere sul campo. Non è solo un discorso teorico che si fa, ma Certo. interattivo. Sì. Ecco, adesso voi avete questi diversi prodotti, cioè da una parte la parte di marmellate,
e dall'altra avete appunto oli essenziali e acque aromatiche. Ecco, come commercializzate questi prodotti? Cioè, che tipo di strategia avete messo in campo per cercare di appunto poi alla fine di riuscire a mettere su un mercato che può essere locale, può essere qualsiasi, però ecco, che cosa avete come vi state muovendo? Ecco, prego. Poi tu, Marino, sei un commerciante, quindi voglio dire, immagino che tu qualche idea Sì. brillante ti sia venuta, ecco. Allora, vicino al laboratorio di trasformazione, cioè dove siamo in questo momento, c'è un punto vendita, quindi Okay. un negozio, quindi la gente può venire e acquistare direttamente. Aspetta, lui vede, sì, ecco, vedi, gli scaffali Sono dietro tutte sono pieni di marmellate. marmellate. Sì, no, stavo vedendo appunto. Abbiamo Sì. recuperato, beh, diciamo, parlare di strategia mi sembra un po', come dire, No, però, esageratamente insomma. enfatico, perché la nostra produzione non richiede, non potrebbe sostenere, Quanti come dire, vasetti? delle richieste. Facciamo 8-10 mila vasetti l'anno di marmellata, perché è proprio commisurato con la produzione, quindi non è neanche Certo. prevedibile, programmabile, e comunque lo facciamo a mezzo di questo tipo di divulgazione in cui accennava, distillazione in diretta, i bambini che sono venuti in laboratorio. È incredibile come i 20 bambini che sono venuti a vedere, che facevano la colonia estiva qui vicino, e quindi a fronte di una cosa, poi i genitori sono venuti quasi tutti a prendere i vasetti, quindi siamo su una realtà territoriale. Poi lo stiamo dando alla Coop del territorio di Mezzago, probabilmente un altro. Certo. Poi una pasticceria, caffetteria, pasticceria che ha molti clienti, ce l'ha messa bene in vista, però non possiamo, come dire, distribuirla a grandi numeri, perché facciamo medi, piccoli numeri, quindi va bene così. Abbiamo però 2 piattaforme di vendita che sono Ecco, sì, online. l'Alveare che dice sì, non so se lo conosci. Sì, certo. Noi serviamo parecchi alveari qui intorno, quindi Mi dimenticavo. e l'altro che abbiamo adottato da poco è Too Good To Go, non so se conosci. Sì, conosco. Perché ci capita, avendo oltre alla frutta nel terreno anche Un po' di verdura, ci dispiaceva per lo stesso motivo che diceva lui di magari buttare via questi prodotti, e allora facciamo queste box che la gente viene a ritirare, si prenota e così distribuiamo magari verdura che è stata raccolta, piuttosto che marmellate magari vicino alla scadenza, alcuni nostri prodotti. E poi, come è ovvio che sia, queste persone che vengono per ritirare la box magari dicono: oh, ma guarda quanti vasetti, cosa sono, quindi si apre un discorso di rapporto che porta generalmente a qualche vendita, ecco. I numeri sono ancora molto risicati, ma sono un po' commisurati con la nostra produzione, quindi un altro canale sono i gas. Qualche gas serviamo anche noi a Milano e qua vicino, e poi vale tantissimo il passaparola, quello cioè funziona fondamentale. Alla Ci sono grande, dei negozi che fanno confezionano bomboniere, e quest'anno me ne hanno chieste tantissime di vasetti di marmellata per fare bomboniere, quindi io vendo a questi Quindi negozi. voi fate anche, cioè questi vasetti che dimensioni hanno? Cioè, avete anche i piccoli vasetti, quelli proprio piccoli, per dire, adesso tu dicevi Sono la due bomboniera. formati. Un vasetto da 225 ml, che è il vasetto classico che si trova, e uno leggermente più piccolo. E poi abbiamo questo che è invece un nettare, che è un prodotto che si può bere direttamente dal vasetto, è un nettare o un succo, insomma un prodotto semiliquido che si presta bene in un vasetto alto così, perché si può bere direttamente. Lo faccio con le mele e le pere, questo prevalentemente, perché a volte ne abbiamo tante, e questo ha la densità un po' dell'omogenizzato, quindi in estate è gradevole, nutriente.
ed è fatto anche lui con una percentuale di acqua maggiore ovviamente delle marmellate, per essere, come dire, fruibili in questa densità, e però ha le stesse caratteristiche di purezza, del tipo che non aggiungiamo niente, zucchero, un po' di limone e il frutto più diluito. Lo chiamiamo nettare. Non abbiamo detto che noi siamo certificati bio, non è stato detto questo. Ecco, non l'avete detto questo, vabbè, quindi sì, avete tutti i crismi della certificazione, perfetto. Poi per ritornare al marketing, anche online abbiamo un sito, abbiamo sui social Facebook e Instagram, con un amico di sua figlia che ce li cura un po', perché francamente per lei meno, però per me è difficile andare ad operare su queste cose. Per quanto riguarda il sito, abbiamo, volendo possiamo anche vendere online, non è stato ancora cominciato tutto, però io sono pronta con l'e-commerce, però non è una cosa che ci fa impazzire, ecco, pensare di vendere tanto lontano da noi, insomma, tutto proprio sommato... anche per un discorso di non ha molto senso mandare 3 vasetti a Roma con un furgone, cioè francamente proprio per la natura il vicinato basta e avanza per... Assolutamente, anche perché voglio dire, no, anzi, diciamo che molto spesso uno pensa, no, ma voglio dire, io per esempio c'è un negozio a Roma in un quartiere popolare che si chiama il Tuscolano, ecco, che fa ha un rapporto con gli agricoltori del tipo: quello che c'hai mi porti e io lo vendo, ok? Quindi totalmente di stagionalità rispetto alle produzioni che ci sono, ecco. E lui dice sostanzialmente ai suoi contadini, diciamo, agricoltori, dice: guarda, c'ho un palazzo sopra dove sta il negozio, dove ci stanno tipo, non so, 800 persone, ecco, se tu mi aiuti a nutrire queste 800 persone, cioè nel senso che poi in realtà no, sembra che, cioè, le persone mangiano, quindi voglio dire, cioè le quantità potrebbero essere, no, nel caso vostro, cioè basta ragionare su chi vi sta intorno, cioè voglio dire, non c'è bisogno di andare tanto lontano, ecco, perché comunque se poi andiamo a vedere, poi dopo il problema è che cosa mangiano le persone, ecco, questo casomai è il problema. Questo no? però Perché... non vuol dire che se vuoi assaggiare la nostra marmellata non te la mandiamo, volevo dire che la mandiamo. Che la mandiamo, vabbè, una volta un'eccezione. Assolutamente. Io volevo dire un'altra cosa, che abbiamo prodotto un altro articolo che è un olio da massaggio, e cioè olio di mandorle con aggiunta del nostro olio essenziale. Quindi questo prodotto apre un altro canale di vendita, che è quello del wellness, dei centri massaggi, dei centri estetici, e quindi ci stiamo muovendo anche in quella direzione lì, perché già abbiamo preso contatti con un'accademia. È un mercato enorme quello lì, perché no, le persone siamo tutti preoccupati di stare in forma, come si dice. quindi è interessante, è molto interessante. Anche perché abbiamo recuperato uno spazio qua sul retro dove c'è il giardino, dove c'avevamo il garage. Abbiamo ristrutturato, e quindi adesso quello spazio è diventato un tutti frutti eventi, dove adesso ci sono corsi di yoga, ci sarà la persona che viene a fare il massaggio shiatsu piuttosto che il massaggio olistico usando i nostri oli. Ho intenzione di proporre delle conferenze dove si parla di, insomma, argomenti sempre inerenti al benessere della persona, quindi le marmellate come gli oli essenziali, gli oli da massaggio, lo yoga sono tutti collegati tra di loro, perché hanno come obiettivo il benessere della persona. Certo. E non sono
articoli, prodotti scollegati, ma fanno tutti parte di un progetto comune che è quello di farci star bene, mangiando bene e facendoci fare una coccola come un massaggio profumato, piuttosto che insomma una conferenza sempre legata all'argomento del benessere, ecco, insomma. Ecco, prego Marino. Abbiamo scoperto in Laura delle doti anche di capacità di divulgazione commerciale inaspettate. Ma perché non è mai stato il mio lavoro. Sì, perché però mi inventa gli slogan. Cos'era? Lo slogan è stato meno TV e una coccola in più. Ecco, beh, questo mi sembra programmatico, come si dice. Bravo. Sentite, io vi volevo chiedere, per concludere invece, da qui ai prossimi 5 anni, ecco, qual è il vostro sogno nel cassetto che ancora non avete realizzato e che vorreste realizzare? Se ce l'avete, ovviamente. Dai, Marino. Non sogno poco ultimamente, dovrei ricominciare a sognare perché ho un problema mio personale del tipo che se io sogno e poi generalmente faccio per realizzarlo, quindi non rimane, ecco, quindi sono diventato prudente a sognare. Ti autocensuri, diciamo, nel sogno. Mi autocensuro per prudenza, ecco, però comunque se al di là di questo ragionamento un po' astruso, ci piacerebbe che la nostra realtà, come dire, abbia, per quanto mi riguarda, abbia un'utilità sociale, ecco. È un esempio anche per i figli e i nipoti, perché francamente credo sia un privilegio il fatto che penso sia un privilegio il fatto che si sia potuto fare questa cosa, per quanto mi riguardi in età non come dire, non ho 35-40 anni, che quando si fanno ste cose e l'ho potuto fare adesso, considero già un privilegio. Spero che sia utile anche come esempio. E anche più egoisticamente il fatto di invecchiare facendo qualcosa vuol dire invecchiare meno, a mio modo di vedere, quindi va bene, insomma, ecco. Certo. Va bene, io vi ringrazio molto. Giusto, no, scusa. Laura, tu che cosa sogni? Io non sogno di diventare ricca e di far soldi, non mi interessa, voglio stare bene, essere serena, qui lo sono, e mi piacerebbe che questo posto diventasse davvero un luogo di aggregazione, vedere tanta gente che passa di qui, che ha voglia di conoscere la nostra realtà, e che ascolti quelli che sono appunto i nostri progetti e che magari ne prenda spunto per realizzarne altri. Ecco, insomma, dare un po' l'esempio per altre realtà. Non è facile, però si può fare, insomma, se c'è la passione, soprattutto per vivere meglio, ecco, più sereni. Bene. Io vi ringrazio perché insomma vi siete aperti come dire, anche con simpatia, e avete appunto raccontato, diciamo, questo vostro percorso di vita anche, no? Perché non è solo un'attività agricola, appunto è una scelta di vita, da quello che mi sembra chiaro, proprio per cercare di trovare anche un equilibrio, no? Tra, come dire, quello che uno fa nella vita normalmente, però anche tutto l'aspetto della natura e anche poi dello studio, perché appunto poi adesso Marino dice che io non voglio dedicare troppe ore, però poi in realtà no, immagino che il tempo a pensare a queste cose ce lo dedichi e sei contento anche di farlo, insomma, no? Perché poi vedi i risultati, ecco, questo è il punto, capito? Bene, vi ringrazio. Grazie, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie. Tu sei in contatto con
con Maurizio, no, con come si chiama? Valeria Pozzani. No, quello di Cibo Prossimo qua, Alessandro, l'altro Alessandro. Alessandro Crotta, sì, io Sì. sono